E adesso nel Veneto, dove la regione a guida leghista ha approvato il bilinguismo. Bilinguismo negli uffici pubblici, cartelloni stradali in 2 lingue, insegnamento del dialetto a scuola. Il Veneto vuole compiere un balzo in avanti nella corsa verso l'autonomia rispetto a quello che qui molti considerano lo Stato centralista. In Consiglio regionale passa la legge che definisce il popolo veneto minoranza nazionale, permettendo quindi di applicare ai veneti gli stessi benefici che tutelano la specificità in altre regioni, come il Sud Tirolo. Approvato dalla maggioranza di Lega e Centrodestra, questo DDL è stato proposto dall'iniziativa di consigli comunali di 4 paesi: Resana, Grantorto, Segusino e Santa Lucia di Piave. La legge applica ai veneti la Convenzione quadro europea sulla tutela delle minoranze nazionali, come quella dei Rom, già ratificata dall'Italia nel 1997. I consiglieri del PD, che hanno votato contro come i 5 Stelle, ritengono che la legge sia incostituzionale poiché i veneti non sono mai stati riconosciuti come minoranza linguistica. Ma la questione non è solo linguistica e culturale. Lo stesso Riccardo Barbisan, relatore di maggioranza della legge, ammette: è un altro tentativo importante lungo la strada del diritto della nostra gente ad autogovernarsi. Il direttore dell'Istituto di Lingua Veneta, Loris Palmerini, estensore materiale della legge, così la presentava al Consiglio Comunale di Grantorto. Significa anche tutta una serie di autonomie, compreso per esempio un canale televisivo in lingua per fare la nostra storia, la nostra cultura, ma tutto questo verrà finanziato con il trasferimento di tasse da imposizione statale a imposizione sostanzialmente regionale. Già, perché dietro alle richieste di maggiore autonomia c'è l'insofferenza crescente per le risorse che vengono trasferite a Roma, particolarmente forte nei piccoli comuni, che lamentano come nelle loro casse restino poco di IRPEF e IRAP. Insofferenza anche verso la burocrazia romana, tanto che la riforma Madia sulla pubblica amministrazione è stata impugnata dal governatore Zaia davanti alla Cassazione, vincendo il ricorso. Un malessere ingrossato dalla gestione dei migranti su cui decidono i prefetti, mentre gli amministratori locali chiedono più voce in capitolo. Tutti i tasselli della strada che porta dritta al referendum sull'autonomia, che il governatore Zaia avrebbe già voluto indire insieme a quello del 4 dicembre e che ora si chiede per questa primavera, magari in un election day con le prossime politiche. Qui la voglia di partecipare è tanta, la regione ha il record nazionale di affluenza al 77%. Ha stravinto il no, ancora una volta alla bandiera dell'autonomia, contro una riforma che il partito che governa in regione definiva centralista.